Chissà cos'era, qui 200 anni fa era erba, qui, campo, non era neanche città. Prima della ferrovia qui c'era il nulla totale, perché è la ferrovia che ha spostato la città fin qui. Prima terminava alla Roggia di via Percotto, oltre era tutta periferia. E poi la ferrovia ha cambiato tutto. La ferrovia ha creato non solo un limite, ma ha un punto di riferimento. Dopo, prima sono messi, lì qui vicino erano gli spedizionieri, tutti i magazzini degli spedizionieri. Era il mezzo di locomozione, il nuovo, la novità assoluta. Perciò puoi immaginare chi aveva i soldini la casa sul viale della stazione, ed era una zona di villette, tutte villette di inizio Novecento. Dopo pian piano con il tempo i vuoti sono stati riempiti, gli edifici sono trasformati anche loro da casette bifamiliari di zona di periferia residenziale, si sono trasformati in condomini, condominietti, condominiacci. C'era, quando smontavo dal treno, se le ore non erano tarde, e c'era la donnina con la sua macchina che aspettava ed era fissa, a quell'ora c'era lei. E mi ricordo che era qui vicino il primo negozio etnico, diciamo, che vendevano il kebab e il couscous. E dopo qui in via Battisti che veniva a prendere i veri datteri. E qui è un po' di tutto. Vediamo, avviciniamo. Elettronica, giocattoli, cellulari, team. Contro i piccioni umani ha messo gli aghi. Ha messo gli aghi contro i piccioni umani. Ma come si adattano ai colombi, penso che anche i piccioni umani. Tempo fermo in stazione da un po' di anni, 4, 5, 6. C'erano le lancette fino a poco tempo fa, e adesso invece di aggiustare l'orologio hanno addirittura tolto le lancette. Tempo fermo e ingabbiato, perciò ognuno fa i suoi ragionamenti su questo fermo e ingabbiato. E quella giovane Magnolia alle due spalle? Quella si vede che sua madre è morta, però almeno l'ha messa nuova. Anche lì ce ne sono giovani, vuol dire che c'è ricambio, anche vedi che anche gli alberi c'è ricambio.